partecipo qui all'Oyster Festival per presentare un programma di ricerca, una parte di programma di ricerca sull'acquacultura. Il primo passaggio è stato sulla mitilicoltura. Ho girato l'Italia ad intervistare, ad osservare il lavoro, a studiare i modelli, partendo proprio dalla Spezia un anno fa e a partire anche dall'emergenza orate, e da lì sia col microfono, col registratore, sia con la telecamera, insomma, per studiare questa parte del settore. Ovviamente ho incontrato le vongole, ho incontrato anche tanto le ostriche come, diciamo così, alternativa, che sta diventando un'alternativa vera, sta diventando una realtà, e quindi molto interessante. Sono molto contento di essere qui a vedere come si racconta e come si dovrà raccontare sempre di più questo tipo di produzioni.